Andrea, fai anche la non ce la faccio io da solo, tutto. Magari se c'è uno che la vuol fare, ben venga. No, pensavo anch'io che la facesse lui, ma ha detto che non vuole. Shock. Buongiorno e benvenuti allo Stadio Macchia per questa Coppa Italia a porte chiuse, Portogruaro, Portomansoe. Queste sono le formazioni delle squadre. Il Portomansoe si presenta con Bigai, Cogoi, Pramparo, Colombera, Ton, Dassier, Zanardo, Camara, Tartalo, Duravia e Furlan. A disposizione Bazzichetto, Dalle Nogare, Peresin, Gallina, Grandin, Tomasella, Crivaro e Uliana. Allenatore mister Marco Marchetti. Del Portogruaro calcio con il numero 1 Andrea Bavena, con il numero 2 Matteo Sandoletti, con il numero 3 Marco Rumiz, con il numero 4 Alessio Codromaz, con il numero 5 Marco Bertoia, con il numero 6 Andrea Zamuner, con il numero 7 Simone Camozzo, con il numero 8 Eddie Omoria, con il numero 9 Marco De Anna, con il numero 10 Matteo Giglio, con il numero 11 Davide Scarpi. A disposizione con il 12 Andrea Mason, col 13 Pietro Bronzin, col 14 Ramazan Seferowski, con il 15 Francesco Dodorico, con il 16 Stefano Fabret, con il 17 Andrea Zanin, con il 18 Pietro Scroccaro, con il 19 Davide Costa e con il numero 20 Enrico Burigotto. Allenatore mister Stefano De Agostini. In questo stadio fantastico che tutto sembra possibile,
si genera un desiderio invincibile, è l'orgoglio granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro, in questo stadio fantastico. Portogruaro, noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che viviamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio granata, leva via la polvere dai cuori, che suona musica buona. Portogruaro 1-0, viviamo Portogruaro, in questo stadio fantastico, dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono, e i nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento. Con questo porto fantastico posso toccare il cielo. Portogruaro, Portogruaro,
Sì, se no te faccio il cambio, poi. Faccio il cambio, basta che mi scrivi su una carta. Sì, io ho detto sì.
Siamo lunghi però, ragazzi! Mamma, no fiato! Dai sotto da! Dai Tomás! Verifica ogni tanto Vieni con Paolo, vieni con Paolo! Paolo!
bene, oh! Vedete? Dai, sulla posizione! Mamma! Stai in corpo! Metti un po' di cavo dietro!
Sta calmo. Dai Matteo, dai, su, dai Dio, mamma!
Girate! Fermatevi, girate! Guarda! Vicino alla palla, mamma. Qua.
Due minuti di recupero, 2 minuti. Dai che fai prima del fine primo tempo. Dai. Eccolo!
so che hanno fatto una negatività, se muore, finisce nel conto, questo no.
Entra! Giallo! Giallo! Dio buono!
Sostituzione nel Portogruaro, esce il numero 7 Simone Camozzo, al suo posto il numero 19 Davide Costa. E l'altro cambio per il Portogruaro, esce il numero 9 Marco De Anna, al suo posto con il numero 16 Stefano Favret.
il cambio nel Porto Mansuè, esce il numero 9 Tartalo al suo posto con il numero 16 Grandin. Ed è uscito anche il numero 10 Duravia, al suo posto il numero 18 Crivaro. Apri il cronometro. Come a saltare il tempo, non so, cazzo che c'è. Porta il cronometro qui. Dove c'è il cronometro? Al mio? Sì, sì, sì.
Cambio nel Porto Mansuè, esce il numero 2 Kogoi al suo posto con il numero 14 Peresin. Dai, dai! Madonna, la testa! Dai Stefano, dai Stefano! Bravo Stefano! Dai, non c'è due senza tre, no? Madonna, il
cambio nel Portogallo, esce il numero 10 Matteo Giglio, al suo posto con il numero 15 Francesco Dodorico. E nel Porto Mansuè esce il numero 8 Camara, al suo posto con il numero 14 Peresin. Minuti di recupero, 4 minuti. E altro cambio nel Portogruaro, esce il numero 11 Davide Scarpi e al suo posto col numero 18 Pietro Scroccaro.
scenario fantastico, che tutto sembra possibile.